Siamo presso la Capitaneria di Porto Empedocle con il comandante Filippo Parisi e con un consuntivo, una stagione che si sta avviando alla conclusione. Se possiamo fare già qualche anticipazione di ciò che sarà poi un resoconto che ufficialmente farà. Sì, direi che una stagione tutto sommato abbastanza tranquilla, anche perché dal punto di vista del soccorso in mare e dell'utilizzo del demanio. Questo credo sia il frutto di 2 anni di lavoro, di intenso lavoro, di sensibilizzazione di chi utilizza in concreto ogni giorno le spiagge e il mare. Abbiamo avuto meno segnalazioni di unità sotto costa, per quanto il fenomeno purtroppo è difficile da sradicare. Però possiamo sicuramente ritenerci soddisfatti. 2 sono i punti cardini, uno la sicurezza in mare da parte dei bagnanti. Come è andata in questo senso? Sì, no, direi abbastanza bene, intanto perché appunto quest'opera di sensibilizzazione, di informazione che facciamo soprattutto anche nelle scuole, quindi partendo anche dai ragazzi, questo aiuta nel tempo sicuramente ad acquisire quella coscienza dell'uso della cosa pubblica che va utilizzata nel rispetto di tutti, e questo sicuramente ha aiutato. Un altro aspetto è quello dei controlli che fate in merito al pescato, alla tracciabilità del pesce, che per permettere, diciamo, all'utente anche di avere un prodotto fresco e genuino. Sì, questa è un'attività che connota il Corpo delle Capitanerie insieme a quelle della tutela dell'ambiente e soprattutto del soccorso in mare. È un'attività che chiaramente non è soltanto limitata alla stagione estiva, ma si protrae per tutto l'arco dell'anno attraverso dei controlli non soltanto lungo l'intera filiera della pesca, quindi non soltanto sui pescherecci, ma anche attraverso il controllo nel commercio, quindi le pescherie, e anche nei ristoranti. Un'altra attività che fate è quella di controllare i natanti in alto mare, sia da un punto di vista legale, se hanno i documenti, se sono in regola, o se nell'ipotesi che serva anche un aiuto per qualche avaria. Sì, sicuramente sì, questa è una campagna che si è sviluppata peraltro in maniera positiva in questi ultimi anni attraverso l'iniziativa del Comando Generale, attraverso l'utilizzo e la consegna del cosiddetto bollino blu. Sostanzialmente il diportista ha la possibilità, prima di intraprendere la navigazione, di effettuare dei controlli preventivi in maniera tale da non subire delle reiterate, anche se vogliamo anche inutili, controlli durante la navigazione, e quindi essere a posto ben prima della partenza, e questo sicuramente facilita il compito in caso di soccorso in mare.